con i miei confratelli preti, ma anche tutti voi, non solo per amicizia, non solo per affetto e per solidarietà con la famiglia di Alessio. Siamo qui tutti, nessuno escluso, cominciando da chi vi parla, perché abbiamo bisogno di credere che la vita umana, nella sua preziosità e nella sua bellezza, non finisce in una buca. Credo che ci sia una bella immagine nell'esperienza di Alessio che mi ha colpito, ed è il motivo per cui ho scelto la pagina del Vangelo. Alessio era un lottatore, no? Ed amava, mi sembra aver capito, ed era capace di affrontare in profondità, la lunghezza. A uno che come me che ha paura, non dell'acqua ma delle profondità, sapere che un ragazzo ha il coraggio di attraversare un lago e si può aspettare di attraversare anche un pezzettino di mare, quanta energia, quanta energia.